Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi da Laura Fantinato sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Parleremo oggi di un concerto, un evento benefico per il quale sono venute a trovarci Annalisa Bertazzon, presidente di Associazione Ogni Giorno per Emma, e Giorgia Bignami, una violista genovese trapiantata qui a Treviso da svariati anni. Buongiorno. Buongiorno Laura. Allora, è un concerto benefico che si terrà sabato 30 novembre alle 17:30 a Carbonera. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un evento direi speciale anche per la qualità dell'artista che ci accompagna e che abbiamo qui oggi. Partiamo dal titolo, molto bello, perché suonare e donare con gioia vuol dire che c'è un grande amore, una grande passione. Mostro anche io la locandina. Per la musica e per la vita e per aiutare gli altri. Ecco, poi Giorgia credo darà anche lei la sua definizione, che è molto vicina alla mia. Allora, con Giorgia Bignami, che ci conosciamo da un po' di anni e la conosco sia dal punto di vista umano, non ho parole per dire quanto, e dal punto di vista poi professionale come musicista, perché ha già fatto parecchie cose con noi, insomma, e per noi. Allora, la location è la Sala Aldo Moro di Carbonera, quindi un posto ben raggiungibile anche dai trevigiani e comunque da tutta la comunità che ci segue. Abbiamo scelto un orario pomeridiano, visto anche la stagione. Al termine del concerto poi faremo un bel brindisi, spiegheremo qualche nostro progetto, perché giustamente insomma lo facciamo per dei motivi molto importanti, e niente, magari cominciamo già a farci gli auguri di Natale, perché manca un po' di tempo, ma non così tanto per non cominciare a farci gli auguri. Allora Giorgia, cosa suonerà questo concerto? Voglio subito dire che Annalisa ha scelto un titolo che per me è molto importante, perché io ho 57 anni, ne ho 66, ho scoperto che nel mio nome, levando la R e la G, che poi dopo ho pensato potessero essere la rabbia e il giudizio, rimane gioia. E quindi io suono con questo senso di grande felicità. E siccome lo strumento in sé non si regge molto a lungo senza accompagnamento, negli anni, perché suono da sola dal 12, prima suonavo in duo o in complessi, negli anni ho messo a punto una modalità che piace. La modalità è questa: pezzi molto brevi, circa 7, dalla fine del 700 fino a tutto l'800, e alternando pezzi adagio e pezzi allegri. Voglio dire che nel tempo ho imparato come entrare in questa musica e come proporla, perché ero abituata a suonare insieme ad altri. E direi che sì, sto migliorando in questo senso, per cui la gente si diverte. Io poi voglio dire, per me la prima cosa, avrei voluto dirla subito: io suono per Nostro Signore, perché nel 2007 ho avuto un incontro di fede particolarissimo con lui proprio, e da là ho iniziato, avevo già fede, ma da là è iniziato un cammino. Allora ho capito che nella mia piccolezza, perché sono una musicista innamorata del suo strumento, ma non sono una grande musicista, però nella mia piccolezza parlo di questa cosa, parlo del mio amore per il Signore, e io chiedo sempre: aprite il cuore, basta quello, perché sono pezzi comprensibili a tutti. Ecco. Ottimo. Allora, si tratta di un evento benefico, lo ricordiamo, Annalisa, Sì. presidente dell'associazione Ogni Giorno per Emma. Cosa fa questa associazione? Perché è nata? Allora, questa associazione si occupa di raccogliere fondi e sostenere in prima persona o in collaborazione con altre associazioni la ricerca medico-scientifica per una malattia rara denominata atassia di Friedreich. Questa malattia è neurodegenerativa, progressiva, e il tutto è partito dal fatto che mia figlia Emma, oggi 21enne, più o meno 10 anni fa, era alla fine del 2009, inizio 2010, abbiamo scoperto che lei ce l'ha questa malattia, con allora segnali molto deboli, adesso è molto più evidente la patologia, però ci siamo mossi quasi da subito a capire che una risposta quantomeno
se non risolutiva ma migliorativa ci potrebbe essere. Poi in Italia e anche fuori Italia ormai ne abbiamo conosciuti parecchi, per cui Emma è rimasto, c'è il nome per Emma, ma non è più per Emma, è per tantissimi altri ragazzi e ragazze, insomma. Tra l'altro lei stessa è studentessa a Trento, studia scienze biologie, scienze biotecnologie molecolari. Sì. Faccio fatica anch'io. Esatto. E guai se sbaglio, perché poi se mi vede mi riprende. Giustamente. E si sta impegnando appunto sia per se stessa, ma soprattutto per aiutare anche altre famiglie, infatti, altri bambini. È uno dei suoi, diciamo, proprio chiamiamolo motto, anche se veramente è più una cosa del cuore, dell'anima. Lei dice: io lo voglio fare, e se non sarà per me, sarà per qualcuno dopo di me. Questa ed è vero, cioè la scienza va avanti, no? Tu la porti avanti, piccoli passi, ma qualcosa succede sempre in meglio. Poi speriamo anche che me lo auguro, insomma, parlo di mia figlia, che ci sia anche una risposta per lei, ma lei lo fa a prescindere per tutti coloro che vengono anche dopo di lei, insomma. E ci sono altre iniziative in atto? Lei è sempre molto attiva per questa associazione. Tantissimo. Allora, su questa chiudo e dico: vi aspettiamo numerosi. La sala ha una capienza più o meno di 100 di persone, credo che insomma faremo una bella cosa. E poi c'è un brindisi appunto finale, come ho detto, l'ingresso è con offerta libera, per cui nessun impegno particolare da parte di nessuno, e vi aspetto numerosi. Altre iniziative? Certo che sì, come facciamo ad averne solo una alla volta? Troppo poco. Allora, questa la riprendo, è un'iniziativa che già mi avevate aiutato a dare enfasi, voce, già più o meno a maggio. Certo. Allora, un imprenditore che è il nostro parrucchiere, che conosco da molti anni, quest'anno, diciamo, ha avuto questa intuizione che ritengo molto significativa per chi ha un'attività di lucro commerciale, no? Dal 15 aprile fino al 31 dicembre, per cui per questo la riprendo, perché siamo ormai addirittura d'arrivo, su tutte le ricevute e gli scontrini che rilascia dopo il lavoro che fa di parrucchiere, quindi taglio, piega, quello che sarà, quello che è, una parte di questo la mette come in un cassettino e verrà poi alla fine conteggiata e devoluta tutta alla mia associazione. Quindi un imprenditore, diciamo, che ha un bel salone di successo con tanti clienti, non si sta facendo pubblicità con questo modo, sta aiutando qualcuno, cioè questo è il vero messaggio. Sì. E quindi abbi cura di me, continua fino al 31 dicembre. Marco è a Olmi, Olmi di San Biagio, in via Milano. Poi vabbè, chi entra nel mio sito, trova questa iniziativa, e la frase molto bella che abbiamo trovato insieme è: abbi cura di me, basta un solo gesto per andare oltre, per aiutare qualcuno che ha bisogno, che è in situazioni di difficoltà, nel caso nostro di una malattia, e quindi il grande amore, la grande passione per il suo lavoro si unisce a un bel gesto solidale. Questo progetto poi rientra, qui non l'avevo detto l'altra volta ma va detto giustamente, in una specie di, chiamiamolo, concorso. Cioè il fornitore di prodotti di Marco, che si chiama Davines, è un'azienda italiana con tutti i progetti di alta sostenibilità, prodotti naturali, eccetera, quindi anche una scelta, un percorso professionale molto, molto particolare. Ogni anno destina una parte degli utili, eccetera, a qualcosa di benefico nell'ambiente, nel sociale, nella ricerca. E noi quest'anno siamo, tra virgolette, in gara, cioè nel senso che è probabile che rientriamo tra i beneficiari finali anche di quello che Davines destinerà, con una cifra che credo sarà abbastanza importante. Quindi ben venga che ci sia questa catena solidale e che tutti si stanno muovendo, lui, i clienti e l'azienda stessa, per far sì che arrivino a questo traguardo, insomma. Bene. Poi non ho finito. E poi mi taccio, giustamente, perché parlo sempre tanto. Allora, questo non è un evento, o meglio,
È un evento che ha anche qui una durata, una scadenza abbastanza lunga, per fortuna. Allora, la Banca Intesa, il gruppo Intesa San Paolo, ci ha dato una grande opportunità, ovvero da 2 giorni a questa parte, dal 18 novembre, è attiva una piattaforma di crowdfunding, di raccolta fondi. Questo è il link, ma poi insomma anche entrando nel nostro sito o in qualsiasi, anche in Facebook, insomma si trova, o for funding semplicemente forfunding.intesasanpaolo.com. Esatto, si trova, anche perché adesso il nostro è proprio il frontespizio del progetto, proprio entrando nel sito di questa di for funding. Allora, cosa succede? Si può donare senza, è molto semplice, non ci sono costi. Importi anche minimali, cioè anche 5 euro è una donazione importante. Possono donare tutti? Possono donare tutti, Italia e fuori Italia. Sto già ricevendo bonifici dall'estero, in particolare in questi giorni dalla Romania, perché conosco una famiglia che hanno una figlia con la malattia di Emma, per cui si sono subito attivati con tutti i loro contatti, ma anche Austria, anche insomma altri paesi. E la cosa bella, direi proprio, che ha un senso grande, anche qui di grande generosità, la banca raddoppia simultaneamente la donazione, cioè uno dona 10 euro, a me ne arrivano subito 20. Questo fino a un tetto di 50.000 euro. Quindi 50.000 è il nostro, chiamiamolo budget, per sostenere una borsa di studio di un ricercatore, quindi c'è un progetto importante sotto, proprio con il Centro di Biologia Integrata di Trento. Stiamo finanziando un lavoro sul correttore genomico già partito a febbraio di quest'anno. A proposito, c'è una convenzione tra voi e la... Abbiamo sottoscritto a febbraio una convenzione noi con un'altra associazione italiana che è per il sorriso di Ilaria di Montebruno, tra parentesi da Genova, il mondo è piccolo, anche loro con una figlia affetta da atasia di Friedreich, per sostenere questo progetto di, il correttore genomico. Si parla, ma è molto generico, del taglia e cuci del DNA. Realmente qua non ci sarà nessun taglio del DNA e si parte invece dal concetto di riuscire a produrre in modo maggiore la proteina che è carente in questa malattia e che crea tutti questi danni enormi. È un progetto nuovo, innovativo, in assoluto forse il primo che si sta provando, perché sul CRISPR-Cas9, quello che si parla ormai da anni, ci stanno lavorando in tanti senza successo sull'uomo attualmente. Qui è un passo ancora in più, cioè utilizzando questa tecnica però senza fare tagli. Ok, quindi un'evoluzione. Trento ha un brevetto mondiale che ha acquisito nel 2018 proprio per questo tipo di studi e adesso speriamo di provarlo sul campo. Insomma, in laboratorio sembra stiano andando bene le cose. I risultati ovviamente, un progetto triennale, non è che li avremo domani mattina, ma bisogna sempre puntare a speranze nuove e a scenari nuovi. Step by step. In virtù di questa convenzione noi ci stiamo attivando molto e questo progetto è stato poi proprio promosso, approvato come progetto dell'anno anche proprio a livello scientifico, e ci hanno concesso questa cosa molto importante, perché avere la metà della somma, cioè il 50% è nostro, ma il 50% ce lo dà qualcuno, non è poco. È vero, è vero. Per Natale è previsto qualche progetto? Allora, per Natale, sicuramente da qualche parte siamo invitati a qualche pranzo solidale, a qualche cena solidale, dove ovviamente i fondi sono destinati a noi. Noi non siamo diretti organizzatori, quindi vado male magari a dire, anche perché andrai avanti, però abbiamo impegni. Avete pensato a dei regali di Natale o qualcosa? I regali di Natale sì, e abbiamo il Prosecco che ormai continua da 4 anni, questo è il quarto o quinto anno che lo proponiamo e sta andando già molto bene. E quindi pensiamo di traguardare, diciamo così, quello che è stato il numero dello scorso anno, che avevamo superato le 4.000 bottiglie in giro per l'Italia che sono andate, perché il Prosecco piace molto, va, e soprattutto ci sono regioni dove una bottiglia di Prosecco la pagano una fortuna, e noi riusciamo a darle, a un merito anche delle cantine Bortolomeo che ci danno una grossa mano, di averlo a un prezzo che è del tutto abbordabile, insomma. Poi abbiamo l'aggiunta del caffè, che questa è una cosa molto bella, perché è un percorso ecosolidale che parte da 40 famiglie del Guatemala che producono sulle montagne della loro terra questo caffè pregiato 100% arabica,
e vivono dignitosamente, quindi riescono a vivere, è una cooperativa proprio di famiglie. Arriva a Trieste, presso la torrefazione del marchio Primo Aroma, ma lì viene torrefatto e lavorato, poi messo, confezionato, eccetera, da dei ragazzi che fanno parte della cooperativa La Melagrana, che hanno una disabilità. Sono ragazzi magari sindrome di Down, autismo, tante, cioè è una cosa abbastanza mista, ma sono pagati regolarmente e possono vivere dignitosamente. Bene. E poi questa cooperativa, al di là di avere dei bistro, dei posti di ristoro lì nella zona, e quindi viene anche erogato, diciamo, fatto il caffè, venduto il caffè, la restante parte viene diciamo data chiamiamola in vendita solo a istituzioni, ad enti no profit. Quindi non c'è un'attività commerciale, è tutto circolare, e dentro quello che noi chiediamo diamo un aiuto a tutta la filiera, quindi è proprio una cosa di cuore, no? Sabato 30 ci saranno questi prodotti? Ci saranno questi prodotti importante. sicuramente. Ottimo. E Bisogna saperlo. poi tutti i lavoretti 100% solidale. 100% è vero. E prosecco anche. È vero, il prosecco. Lavoretti di Natale molto belli, presepi. Abbiamo i miei cognati hanno fatto una specie di laboratorio a casa, il salotto, il garage, la cucina, cioè in questo momento non si può mettere piedi, e fanno dei presepi molto belli. Sì, molto belli. Poi tutto fatto a mano, col legno, il centritavola con le candele. Quest'anno c'è una piramide con al centro una candela con l'arancio, con tutte le cose, e già ne hanno venduto, perché poi mia nipote, che è molto brava, la figlia, ha un po' così messo sui social e via, cioè non faremo neanche mercatini, forse ne facciamo uno l'8 dicembre a Maserata. Per il resto sta andando via tutto su ordini online. Posso aggiungere che il giorno del concerto anche io porterò i miei CD, il DVD e i 2 libri che ho scritto, e il ricavato sarà dato a loro, ovviamente. Ecco. Quindi c'è anche questo bel contributo. Poi i nostri libri, basta un piccolo contributo di ognuno di noi. Sì. Esatto, le famose tante gocce fanno un mare, ma è vero, è proprio, noi credo siamo la dimostrazione vivente che tante gocce ci stanno aiutando ormai da quasi 10 anni a proseguire in questi progetti. Quindi allora lo ricordiamo, sabato 30 novembre alle 17:30 alla Sala Aldo Moro a Carbonera, in piazza Fabris. Concerto Suonare e Donare con Gioia. E poi vi ricordiamo di andare a farvi una piega o un taglio al Salone da Marco a Olmi di Sabbiaggio, magari in occasione appunto delle feste. Esatto, o del concerto del 30, di quando vogliono, insomma. Esatto. Di Natale. E poi di donare nella piattaforma For Funding di Intesa San Paolo, troverete tutto sul sito di Intesa San Paolo. Certo, e sul nostro anche. Esatto, ricordiamo il nome del sito www.per-centrale-emma.it, ma anche scrivendo ogni giorno per Emma, ma ormai siamo catturati subito. Siete famosissimi. Famosissimi forse no, ma conosciuti. Famosi, sì. Famosi. Volevo aggiungere una parola sulla viola. Sì. Che non venga confusa col violino, perché è uno strumento contralto, quindi molto vicino alla voce umana, e sa suscitare delle emozioni molto diverse da quelle del violino. Sì, ci tengo a dirlo. Bene. Grazie mille per essere state qui con noi. Grazie Laura, Grazie a te. sempre speciale. E grazie anche a voi per averci seguito sempre sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. A presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.